Tania, da dove vieni e come sta andando questa esperienza artistica a Tarso? Allora, io vengo originalmente dalla Germania, Monaco di Baviera, e questa esperienza della residenza artistica qua a Tarso è stata veramente una cosa meravigliosa, in quanto ho trovato due artisti veramente fantastici, divertenti e molto talentuosi e l'abbiamo collaborato molto bene insieme. Ci puoi svelare un po' quale sarà l'opera che andrai a realizzare e il messaggio che vuoi diffondere con quest'opera? Allora, l'opera che andrò a realizzare è andiamo avanti? Sì? Guarda, tu dici già. Ho cominciato a sferruzzare col filo di rame e ho creato un corsetto per un albero, che è una cosa molto particolare chiaramente, però volevo proprio creare un parallelismo tra le costrizioni patriarcali che abbiamo subito noi donne nel passato e quello che lo stesso approccio culturale ci imponiamo ancora oggi alla natura. Secondo te, quanto l'arte può veicolare messaggi importanti come quello che vuoi trasmettere tu? Secondo me, secondo me veramente è l'unico modo dove veramente si può dire delle cose in una maniera molto, cioè veicolare contenuti molto complessi. Ad esempio, Sferuzzando col filo di rame l'ultima serie, lì volevo proprio parlare anche delle interconnessioni di tutti i fenomeni della vita, perché quando si sferuzza si utilizza un solo filo e tutto quanto si crea un grande intreccio e mi è piaciuto molto questa allegoria alla vita, soprattutto in momenti come oggi dove sembra che c'è un separatismo ehm, sempre più pronunciato che come si può dire? Molto marcato, Molto marcato, sì. Vabbè, questa è la mia osservazione. Comunque, io sono molto convinta che dobbiamo collaborare, lavorare insieme se vogliamo veramente risolvere i problemi che abbiamo davanti.